Il diritto alla salute è una priorità tutelata in questa legislatura, anche ad esempio organizzando reti per patologie e introducendo nuovi servizi come l'odontoiatria sociale. Certamente, abbiamo affrontato il tema salute dei cittadini in modo integrato, a 360 gradi, e fare questo vuol dire lavorare molto sulla parte organizzativa, alcune cose che magari non si vedono sul momento, ma che poi producono però effetti sulla salute dei cittadini. E abbiamo lavorato a seguito della riforma all'organizzazione delle reti e dei percorsi. Possiamo fare un esempio che ci è stato anche riconosciuto da importanti soggetti valutatori esterni, per esempio la rete dell'Ictus in Friuli Venezia Giulia ha posto la nostra regione al primo posto sugli interventi della trombolisi, sono aumentati del 50% rispetto al 2015. Questo vuol dire in termini di salute che quei cittadini, che sono circa 400, che sono stati trattati con la trombolisi, hanno potuto evitare decessi o delle disabilità evitabili con questo tipo di patologie. Questo è solo un esempio, ma tanti ancora ne abbiamo e ne faremo e li stiamo rendicontando sulle malattie croniche, per esempio il diabete, e altri ancora le faremo. Abbiamo in cantiere il piano della riabilitazione, importantissimo perché interviene su tantissime patologie che affliggono i cittadini, soprattutto con l'avanzare dell'età. Una novità annunciata oggi è l'attivazione possibile ormai graduale del fascicolo sanitario elettronico. Sì, finalmente abbiamo chiuso tutta la parte anche qui organizzativa, un grande lavoro con i medici, medicina generale, con i sistemi informativi e le aziende. Dal 20 dicembre siamo pronti e partirà nei prossimi giorni la prima fase di attivazione sperimentale con alcuni gruppi di medici di medicina generale. Diciamo che partiremo con circa il 15% degli assistiti per gradualmente estenderlo a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia.